Siamo con Luigino Schiavon, coordinatore veneto del Collegio Infermieri IPASVI, e parliamo degli incidenti nella vita domestica. Gli incidenti purtroppo capitano abbastanza spesso. In Italia più o meno 3 milioni di cittadini si infortunano a casa. Nel Veneto, il Veneto per fortuna è al 10° posto per incidenti domestici, rappresenta più o meno il 13 per 1000 abitanti un incidente. In questi incidenti vengono spesso coinvolte soprattutto le massaie, cioè le casalinghe, le persone che vivono in casa, e più frequentemente persone anziane e bambini. Quali sono gli incidenti più frequenti? Ma il più frequente in assoluto è la caduta accidentale sia dal pavimento che dalle scale, ma poi ci sono le ustioni anche molto frequenti, e poi gli incidenti con gli elettrodomestici. Come prevenirli? Abbiamo due intenti: uno per la fascia anziana della popolazione, e quindi l'adattamento della casa, togliendo i tappeti, fissando le maniglie in bagno per evitare le scivolate, e per quanto riguarda i bambini appunto la protezione rispetto a ingestioni e a cadute o sbattimenti verso mobili. Da questo punto di vista entrate in gioco voi che siete infermieri, ecco, qual è la funzione, la vostra funzione? Rispetto a questo noi infermieri stiamo facendo un percorso di formazione appunto per tutti gli operatori sanitari, affinché siano veicolo di prevenzione rispetto alle famiglie, rispetto alla scuola e rispetto agli anziani, e quindi un ruolo importante di divulgazione di tutte delle strategie di sicurezza per evitare appunto l'accesso al pronto soccorso per incidenti domestici appunto.